Allora, vogliamo dirvi una cosa, cercate di stare, perché il titolo di Sardex di quest'anno, di Mitsas di quest'anno è Tra sogni e realtà. Voi cercate di stare dalla parte della realtà, perché state dalla parte dei sogni, dormite, dopo pranzo, ok? Perché adesso avremo delle cose interessanti, sentiremo dalla voce degli iscritti che cos'è veramente Sardex. La tecnica da una parte, la praticità ora. Ok? Diamo la parola alla nostra social media manager, in italiano e in sardo, social media manager, non esiste una traduzione, mia, non dico parente perché io faccio Porcu e lei fa Zuddas di cognome, Valentina Zuddas. Vieni Valentina. Quella che ci segue in ogni evento, che la vedete su Facebook, chi è iscritto la conosce, che la vede su Facebook, che posta. Però mi stalkerate anche voi a volte, devo Ok, dire. allora Valentina ti lascio la parola, ci presenterai Grazie. alcuni iscritti, ci vediamo più tardi. Grazie ancora a Francesco che è presentatore istronico di questa quinta edizione di Mitsas. E bentornati a voi, come diceva lui stesso, come pubblico coraggioso del dopo pranzo. Sono pur sempre le 15 se non sbaglio e più o meno a quest'ora noi tutti facciamo una o due cose, o ci addormentiamo dopo pranzo, ma soprattutto dedichiamo un'intima e solitaria immersione molto personale sui nostri social network, su Facebook, su Instagram, su quelli che insomma ognuno ha. Quindi non volevamo perdere questa abitudine, abbiamo inserito proprio questo pomeriggio il panel dedicato ai social network di Sardex. Da social media manager del circuito vi accompagnerò nella prossima ora in un viaggio proprio dentro i social Sardex. Il circuito in effetti è la community per eccellenza, no? Insomma, anche senza i social noi siamo pienamente convinti dopo quasi 10 anni che Sardex sarebbe social comunque. In effetti perché? Siamo migliaia, siamo una rete di contatti, abbiamo degli interessi e dei valori in comune e abbiamo pure delle piattaforme per comunicare tra iscritti. All'azienda Sardex in questi anni abbiamo visto che piace fare gruppo, fare rete è l'obiettivo del circuito, fare relazione, non solo relazioni economiche, si creano tantissime relazioni interpersonali all'interno del circuito e quindi anche come Sardex non potevamo che essere nei social network. Siamo su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, se non ci seguite ancora fatelo perché sono veramente degli spazi che usiamo in modo interessante. Questo perché? Perché i social in una rete enorme e capillare come la nostra hanno la loro utilità, spesso è grazie ai social, scoprendo le pagine aziendali di voi iscritti, dei nostri iscritti, che ci siamo conosciuti meglio e che abbiamo potuto raccontarci a vicenda e rimanere in contatto. Inoltre abbiamo creato Sardex consapevoli che l'economia è fatta di persone e da sempre abbiamo cercato di costruire i valori Sardex insieme a chi ne fa parte. Ma soprattutto col tempo ci siamo accorti di una cosa veramente incredibile, che era nata una vera e propria cultura dell'essere Sardex. Io sono Sardex, faccio parte del circuito, sposo questi valori, è proprio un orgoglio essere Sardex per tanti iscritti. Così abbiamo pensato, perché non organizziamo un viaggio vero e proprio in giro per la Sardegna? Percorriamo davvero le distanze geografiche che ci dividono, andiamo a scoprire da vicino come gli iscritti vivono il circuito e come Sardex è diventato parte del loro essere imprenditori, ma anche clienti, cittadini, consumatori e anche persone nella loro quotidianità. È così che è nata la campagna Io sono Sardex, 27 ritratti di altri tanti iscritti da Cagliari a Sassari, da Nuoro a Oristano e il racconto quotidiano on the road che per 20 giorni, più o meno 25 giorni, ha popolato le nostre pagine social, soprattutto su Instagram e su Facebook, con un risultato finale di oltre 200.000 persone raggiunte solo sulla piattaforma Facebook. Per la maggior parte di organica, cioè significa 200.000 visitatori spontanei della campagna Sardex. Gli inviati speciali di questa campagna sono stati, e li chiamo sul palco, Alessandro Toscano, fotografo. Ciao Ale, siediti dove preferisci. Fotografo professionista, videomaker e co-ideatore della campagna Io sono Sardex, Gabriele Cossu.
videomaker nonché, sentite i fischi, videomaker nonché membro della gloriosa squadra dei commerciali Sardex. Manca la bravissima Valentina Vannicola, artista e fotografa, che non ha potuto essere qua oggi perché, Alessandro, ricordaci dov'è, ad un evento molto importante. E sta dando un corso tra l'Istituto Superiore di Fotografia e la Sapienza di Roma, un corso Perché di stage photography. non ce lo scegliamo male il team media. Lei è stata davvero preziosissima durante la campagna. Ne approfitto per ringraziare anche Matteo Sanna, il nostro grafico Sardex, che ha curato tutti gli aspetti grafici e che oltretutto è l'ideatore della bellissima grafica Mizzas di quest'anno. E gli farei un applauso. Allora Ale, tu, insomma, noi ci siamo conosciuti, sei un'iscritta al circuito, ci siamo conosciuti qualche anno fa, sei un fotografo professionista che lavora in particolare sul reportage e la fotografia documentaristica. Quindi sei abituato a raccontare per immagine, non solo perché hai anche una capacità narrativa notevole, diverse tipologie di contesti più o meno caratterizzati dall'elemento umano. Quale sensibilità avevi sulla realtà Sardex prima di curare come fotografo la campagna e come direttore artistico anche questo progetto, e quali sono quegli elementi stilistici e di narrazione che quando hai iniziato ad occuparti dell'ideazione della campagna ritenevi dovessero esserci, che fossero insomma fondamentali? Allora io Sardex l'ho conosciuta un po' di tempo fa, qualche anno fa, durante alcuni servizi editoriali, insomma, per il mio lavoro, che è quello di fotografo editoriale principalmente. Prima per l'Espresso, poi Financial Times, internazionale e via dicendo. Quindi ho avuto modo di conoscere che cos'era Sardex. Avevo più o meno un'idea, ma raccontandola in questa cosa fotograficamente sono riuscito a conoscere il progetto e avere una profonda stima del progetto, perché poi in realtà è un grande sogno, appunto, che è diventato poi negli anni realtà. Stima che poi mi ha fatto entrare dentro il circuito, appunto, e poi che insomma è cresciuta negli anni e questa stima poi è diventata reciproca e quindi mi è stato chiesto di raccontare Sardex per i social, no? Ho avuto il piacere di ragionare insieme a Sardex, insieme a voi, un progetto che potesse da una parte ovviamente consolidare un po' quella che era l'identità e l'immagine del brand Sardex, dall'altra raccontare che cosa è effettivamente Sardex, sia dal punto di vista commerciale, economico, finanziario e via dicendo, e poi soprattutto cercare di creare una relazione che poi è alla base di Sardex stessa, una relazione col territorio e soprattutto con gli iscritti, e perché no anche cercare un modo per poter ampliare il circuito intercettando possibili nuovi iscritti. Quindi ragionando insieme a Sardex abbiamo fatto una sorta di passo indietro per non snaturare quella che è stata sino alla mia collaborazione la comunicazione di Sardex, ma dandogli insomma una struttura un po' più coerente e funzionale appunto ai contenuti social, ecco, che sono questa entità molto dinamica, sfaccettata, che bisogna saper cucire in maniera... Credo che ci siamo riusciti insieme, insomma, poi sta un po' al pubblico dirlo questo, però... E quindi siamo tornati un po' indietro, abbiamo cercato di risottolineare quelli che sono i valori di Sardex, quindi il rapporto interpersonale, la fiducia reciproca, il rapporto diretto con il territorio e di conseguenza il rapporto di un'economia locale sul territorio, un'economia sostenibile e via dicendo. Abbiamo ragionato insieme su quello che è l'elemento fisico, visibile, l'immagine che più di tutto potesse racchiudere questo connubio di elementi, di simbolismi, di valori, e chi più dell'iscritto Sardex è cardine di tutto il circuito, e quindi abbiamo cercato di raccontarlo attraverso i volti, dando voce nello stesso tempo a questi volti. Quindi abbiamo scelto, appunto, come dicevo nella presentazione, di raccontare Sardex attraverso dei ritratti che fossero non solo l'oggetto del nostro racconto, ma anche il soggetto narrante in un certo senso. Quindi insieme abbiamo affiancato una narrazione testuale, diciamo, che ha, insieme alle immagini, fornito un'idea di Sardex che è un pochettino come dire, io ho notato questa cosa qua, girando poi, no? Che poi ha sottolineato quella che era la nostra idea iniziale, che chi è dentro Sardex, la maggior parte, non so tutti, però
sentono un po' l'orgoglio di essere dentro Sardex, di essere partecipe di questo progetto, e quindi si sentono Sardex, essere Sardex in un certo senso, dirlo con orgoglio, che è un po' l'orgoglio con cui molte volte il sardo dice io sono sardo, no? Quindi questo gioco di parole, io sono sardo, io sono Sardex, con quell'hashtag davanti è diventato un po' il claim, slogan, hashtag di tutta la campagna, che poi si è sviluppata col backstage che introdurrai, credo, dopo. Quindi. Non lo so, potremmo fare delle varianti. No, lo faremo assolutamente. Beh, penso che tu sia riuscito davvero a dipingere quell'orgoglio nei loro visi. La prima cosa che abbiamo notato quando sono arrivati i ritratti scattati da Alessandro è stato, cavolo, che sorriso fiero. Che sorriso fiero. Gabri, tu sei stato una spalla davvero importantissima, una presenza, devo dire, multitasking, perché hai fatto di tutto durante gli shooting fotografici. Hai fotografato il backstage, hai ripreso, hai messo al servizio la tua conoscenza del circuito, perché fai parte appunto della squadra commerciale di CTA. Ha guidato. Ha guidato e ha tenuto anche il ritmo del viaggio anche attraverso le marce. Cosa ti sei portato a casa del circuito, della Sardegna e di questa esperienza dopo 20 giorni su e giù per l'isola? Perché così poi realmente è avvenuto. Guarda, dal primo momento l'invidia dei miei colleghi. Cioè, in pratica mi è stato dato il biglietto per Sardex Land. Cioè, fai un giro dagli iscritti, vai lì a conoscerli, giri la Sardegna con un professionista, per me è stato un onore e ho cercato di farlo al meglio. Quindi ho cercato di mettere in condizione Alessandro che non avesse nessun problema gestendo la logistica di pernottamenti, mangiare e anche snack, così, tutto in Sardex. Sì, sono riuscito a farlo tranquillamente senza programmarmi e parliamo del fine luglio. E ho detto, ci sarebbero state difficoltà e mi sono trovato veramente, è stata anche una bella sfida quello, diciamo a mio agio come se fosse euro, senza alcuna difficoltà. Poi in secondo luogo quando parlavo con le aziende come CTA, lì ho cercato soprattutto di ascoltare e di interpretare come stavano utilizzando il circuito e quali consigli potevano darci, cosa che poi ho sapientemente trascritto e dato ai miei responsabili, che ne faranno uso diciamo per la crescita e il miglior funzionamento di tutto. Come fotografo video cercavo di fare l'occhio indiscreto, mi nascondevo, cercavo timelapse, ogni tanto si vedeva qualcosa, giusto per fare proprio quello che dall'azienda vuole avere, l'umanità e l'operatività, che è una cosa che è rara da avere da molte aziende. Cioè, dove fanno i materassi? Voi entrate lì e vi trovate questa montagna di colori, di ritagli, che sembrava un parco giochi per bambini. Sì, è vero. Tutti i materassi artistica, perché perfetto. surreale. Poi, che dire, dalla Sardegna, cioè, conferme abbiamo ricevuto da questo giro, perché per quanto sappiamo bene che abbiamo differenze di lingua, cultura, di luoghi, siamo tutti comunque uniti da un amore e un rispetto verso questa terra. E Sardex è veramente un filo conduttore che giorno dopo giorno sta aumentando questo valore. Grazie Gabriele. Lecchino. Poi Gabriele parla benissimo il sardo, quindi è stato forse quel quid in più che ha consentito una relazione interpersonale anche con chiunque avete incontrato nel nostro percorso e di vivervi la cultura sarda a 360 gradi. Tutte le foto e le riprese del backstage erano ovviamente nella nostra idea di campagna social a struttura portante, cioè il racconto animato di un viaggio alla scoperta del circuito. Cioè, Alessandro, quando è venuto insieme a Gabi la prima volta, abbiamo parlato della campagna e mi ha detto: guarda, noi produrremo un bel po' di materiale di backstage perché con questo materiale tu potrai animare le piattaforme social. Ma il risultato di questa azione documentaristica è stato davvero stupefacente, cioè siete arrivati in sede con decine e decine di video scatti che io quando li ho visti quasi piangevo, perché ho detto adesso io ho 3 mesi, poi abbiamo dovuto ridurre molto perché avevamo tante campagne Sardex, tanti prodotti da far uscire. Avremmo voluto insomma, dare molto più spazio a questa campagna, ma insomma c'era da dedicarci veramente dei mesi. Ecco, quello che avete reso è stata veramente l'emozione di un'esperienza itinerante unica. Vediamo com'è andata.
vedete c'hanno punto le app. A Valentino.
È bellissimo rivedere queste immagini, il montaggio di Alessandro è stato proprio esplicativo rispetto a quello che è successo. Ci sono poi dei meme, cioè Gabri così che tiene il, come si chiama? Il Lasto, sì. Tiene. Ci abbiamo messo 20 giorni a imparare sto tema. C'erano delle certezze, sono nate delle certezze, insomma, vedendo. Volete raccontarci qualche aneddoto, qualche minuto? Io lo dedicherei a Vita questo. danno. Sono passate troppe per scegliere. Vai tu, dai, tu sei il raccontatore per eccellenza. No, guarda, ci siamo divertiti sicuramente, tanti piccoli episodi. Secondo me, uno più che un singolo episodio è stato bello trovarci anche in situazioni di difficoltà dove per motivi anche logistici 2 hanno dato disdetta. Cioè abbiamo avuto una semplicità, una prontezza nel trovare altri 2 che si rendessero disponibili nel giro di veramente poche mezz'ore. Sì. Ma di qualità, nel senso senza perdere contenuti. Quindi è più bello vedere proprio l'insieme, perché se vai a prendere un piccolo, secondo me stai togliendo un pezzo dal puzzle. Non c'è volete tenerveli per voi, gli aneddoti? No, ne abbiamo raccontati tanti proprio anche sui social. Magari lo raccontano loro, si divertono di più. Ecco, sì, almeno le loro impressioni mentre si trovano in Alessandro questo ci ruolo. può dare una lezione veloce su come fare una foto bene. Qual è la posizione che bisogna prendere quando uno viene fotografato? Naturale. E il mento? Il mento, poi ne parlerà magari Martina Meloni di Sappanale, insomma, Sì, la famosa mossa, esatto, c'è una mossa la particolare mossa. che bisogna... Comunque, no, in realtà per me è stato un modo per conoscere ancora di più Sardex, perché poi anche le risposte che ho visto sui social, no? Molti iscritti si sono resi conto delle grandi possibilità che ci sono dentro il circuito, perché abbiamo scelto un'eterogeneità molto insomma un gruppo molto eterogeneo, rappresentati diverse filiere e settori merceologici ovviamente. Sì, e quindi scoprire un'economia che veramente nel senso è chiuso perché è un circuito, ma è totalmente aperta, nel senso che per me, poi anche il giro che abbiamo fatto video per Bisu, con persone che non sarde, che hanno scoperto Sardex, sono rimaste meravigliate dalla potenzialità di Sardex economicamente, per le imprese, per i liberi professionisti, e quindi scoprire in posti anche sperduti, non so, sperduti nel senso geograficamente, ma totalmente in rete, come l'agriturismo Elighe Suttiosos a Santo Lussurgio, che tra l'altro è stata una delle storie nate perché avevamo un lasso di tempo vuoto, quindi abbiamo cercato un altro. Grazie a Francesco Enna che è qua, nostro che CDA della zona. Eravamo a Oristano e Francesco al volo. Insomma, c'è stato un lavoro anche di squadra, erano dispersi per la Sardegna per 20 giorni, quindi insomma. Sì. Quindi in un attimo siamo arrivati sul monte Montiferru, ai piedi del Montiferru, questo posto meraviglioso al fresco. Al fresco, finalmente al fresco, abbiamo sudato un sacco di camicie, insomma, lì tirava un bel venticello lì sopra. Mi ricordo ancora la chiamata, mettetevi il giubbino, cioè c'erano 35 gradi in giro. Sì. E così avete fatto. Sì, poi contesti anche, insomma, favorevoli dal punto di vista scenografico, insomma, no? Quindi penso ad Andrea Mura, a Connos Fanadiga, quando sul dirupo fotografate Antonello Palma di San Servide, non so Valentina se l'avete Bianca. visto, a un certo punto si vedeva Castelsardo sotto e loro erano su questo dirupo che cosa non si fa per la campagna Sardex. Oppure chi ci ha invitato al pranzo il chioschetto in spiaggia, Melis. Sì, ho contesti invece difficili. Fotograficamente il mercato di San Benedetto molto bello, però se devi fare un ritratto in mezzo al casino. Cosa è successo lì? Beh, lì insomma c'era Angelo Picchetti, si metteva in posa nel momento in cui ero pronto per fargli la foto. Mi scusi, posso avere 1 chilo di cozze per favore? Quindi doveva lasciare la posa, che è una richiesta legittima il sabato mattina al mercato assolutamente. di San Benedetto. Assolutamente, quindi insomma. E tutti che si fermavano perché nel video Certo. si vede ma cosa staranno combinando, e sono usciti giustamente nelle foto, anche loro hanno testimoniato questo bel momento. Di tutta questa documentazione straordinaria per immagini che mi è arrivata tra le mani, ho detto
caspita, questo è un tesoretto. Adesso però dobbiamo raccontarla a parole, questo era, diciamo, il mio compito. Arduissimo, ma devo dire, dal quale è scaturito da questo compito una grandissima soddisfazione, perché abbiamo valorizzato con le parole degli iscritti e con il nostro racconto le storie aziendali che poi rappresentano il lavoro di migliaia di imprese sarde che ogni giorno alimentano l'economia della nostra isola. Il risultato è stato questo. Se la regia può mandare in onda lo scroll della pagina Instagram. Eccolo qua, che ci ha fornito Alessandro. Abbiamo raccontato sostanzialmente una storia a tappe, generalmente prima il backstage e poi in ultimo la foto. Quindi ovviamente era inevitabile e di grande valore raccontare cosa, i prodotti e i servizi che ci hanno fatto conoscere le imprese, i luoghi di lavoro, i dipendenti, la squadra, tutto quello che significa lavorare per un'azienda e tutto quello che significa lavorare per un'azienda quando questa è iscritta al circuito. Quindi dall'autolavaggio ai dolci della pasticceria, dall'apicoltura, avete visto prima Giuseppe Caboni e i ragazzi circondati dalle api al supermercato, come è avvenuto con Cragli Simpli. Diciamo che non ci siamo fatti mancare appunto niente, più o meno abbiamo coperto il 70% delle filiere. Gabri, come ti è sembrata la reazione dei follower e quali sono i post che secondo te sono piaciuti di più e perché? Guarda, proprio guardando questo, noti che alcuni non sapevano che erano indifferite alle pubblicazioni. Quindi chiedono anche nei commenti, passate anche da me, la voglio anch'io la foto. Questo per dire l'energia che ha scaturito questa campagna. L'essere fieri, come potete immaginare, questi scatti così, raccontarsi con uno scatto è un qualcosa anche che non si vede tutti i giorni. E farlo in modo così nel proprio luogo di lavoro, immaginatevi lì la serra. Per me una delle più belle è stata la serra. È stato un set cinematografico, sì. E anche di tortura. Sì, 40 gradi, 90%. Però ci ha ripagato bene, come dicevo prima, poi sì, spiaggia, l'aperitivo. Un bellissimo ritratto. No dai, non ci può essere uno, sono figli cioè li abbiamo creati tutti, sono belli tutti assieme. Sono fighi le espressioni più giuste. Figliocci, dai, io sono Didino. No, sono veramente tutti bellissimi. Questa campagna poi ci ha dato a prova ulteriore che il circuito è proprio un ecosistema economico a tutti gli effetti, è un ecosistema economico dentro un macro sistema economico. Ma anche se abbiamo descritto con le foto di backstage, con le riprese, abbiamo descritto principalmente il circuito, direi quante foto e riprese avete fatto al paesaggio sardo. Alcune le includevamo nei ritratti, per esempio addirittura c'era quest'ospite che suonava la cos'era? La cornamusa calabrese. Lui era belga. Era belga, suonava la cornamusa ed era in Sardegna, ospite dell'agriturismo. Sì. Sì, le combinazioni. Com'è passare dal paese alla campagna, dal campi di grano ai boschi in pochi chilometri? Perché poi la Sardegna è questa, è una varietà incredibile. Ma io lo dico sempre, insomma, la Sardegna ha questa diversità, ti fa percepire sempre la dimensione del viaggio, come se sei sempre in spostamento, anche se hai un punto di partenza e un punto d'arrivo ben determinati. Quando lo attraversi, senti sempre di attraversare, di attraversare le frontiere, dei limiti non visibili ma percepibili, perché il paesaggio cambia in continuazione, quindi sei sempre in viaggio, hai sempre la scoperta, poi non è mai uguale, basta che piova di più un anno e l'anno dopo è diversa, sì, non troppo e neanche poco. Fare gli stessi giri in stagioni diverse, vivi un'altra Sardegna, e poi ovviamente le persone fanno il viaggio, quindi in questo senso questa campagna è stato un attraversamento continuo, oltre che una scoperta, e quindi un grande arricchimento per noi che l'abbiamo fatta, almeno per me, per poter parlare per tutti e tre, che Valentina compresa, è stata un'esperienza molto, molto bella. Ricca per gli occhi, per il cuore, e non solo, perché si impara veramente tanto dagli imprenditori e in generale del circuito. Ovviamente si imparano delle pratiche, diciamo, concrete, ma anche si impara dove sta andando l'economia.
Ecco, finora abbiamo raccontato la campagna rispetto a quello che è stato il nostro lavoro dietro le quinte, no? Secondo le nostre impressioni. Noi ci siamo divertiti a realizzarla e mi sembra di avervelo dimostrato che questo sia evidente. Ma i nostri iscritti ci chiediamo come si saranno sentiti nei panni dei testimonial. Io lo chiederei proprio a loro e li facciamo entrare. Silvia Concas, LS Linearte Serramanna. Andrea Ghiani, Agricura di Gonos Fanadiga. Roberto Piseddu, Amp Factory Senor B. Angela Carazzu, Elighe Sutioso Sant'Ulu Surgiu. Massimo Melis di San Service Sassari. Martina Meloni, Sapana da Oschia, che bravo Massimo. E per finire Nicola Cocco, Studio Dentistico Cocco, Quartu Sant'Elena. Eccoci qua, sono 7, erano 27, sono 7. Potete immaginare il perché, ma dopo ve lo diremo. Nel frattempo io ho proprio la curiosità subito di sentire, ora mi guarda Silvia, di sentire i nostri iscritti, perché non abbiamo tanto tempo, ma il vostro feedback e il vostro riscontro a riguardo è importantissimo. Il ritratto di Silvia è proprio quello che ha inaugurato la campagna Io sono Sardex, quindi il primo ritratto che ha lanciato la campagna sui social. Tu hai aperto le porte del tuo bellissimo laboratorio artigiano al nostro team. E cosa ha significato per te fare simbolicamente questa azione? Ok, entrate, questa è la mia seconda casa, e con questa rappresento, vi faccio rappresentare la mia azienda e con questa rappresento anche il circuito. Quindi, quando mi è stato proposto di partecipare a questo programma di pubblicità nuovo, diciamo che ho accettato subito, senza neanche pensarci, anche perché sono di Serramanna, quindi ero orgogliosa di poter partecipare per poter rappresentare anche il settore dell'artigianato artistico all'interno del circuito. Quindi non ci ho fatto caso a tutto quello che poteva scaturire dopo, quindi poi riflettendo sono andata in panico, perché noi siamo abituati a lavorare sempre nei laboratori, non tanto col pubblico, tantomeno con delle foto. Quindi ho cercato di capire cosa dovevamo fare, però non sapevo niente, sapevo solo che partiva da Serramanna, quindi io sono stato al primo laboratorio. Niente, quando sono arrivati da noi, Alessandro, Valentina e Gabriele hanno scaricato la loro attrezzatura, quindi già lì tutta questa marea. Sì, e quindi si sono presentati, però già dal primo approccio della presentazione sembrava l'impressione che è stata per me che ci conoscessimo da sempre, ecco, quindi mi sono trovata subito a mio agio. E poi in fondo, riflettendo, quello che dovevo fare non era altro che presentare il nostro laboratorio, cosa facevamo, e naturalmente l'unico modo era di farli partecipi della nostra giornata lavorativa, quindi abbiamo fatto le cose che facevamo sempre. Naturalmente poi Alessandro con la sua, cioè con tutto il suo viene. Ha delle virtù, sì, con tutte le sue, è riuscito a portare avanti tutto un set di fotografie, Gabriele poi di nascosto che faceva le foto da una parte all'altra. Infatti c'è una bellissima foto dove c'era uno specchio, mentre Alessandro mi faceva il primo piano, il ritratto, lui ha fotografato tutti e due, quindi ci vediamo tutti in questa, quindi quella forse è una delle più belle per me. Niente, naturalmente la cosa principale era riuscire a far capire cosa era il nostro lavoro, cosa portiamo avanti. Loro l'hanno espresso benissimo, quindi
da questa esperienza la cosa principale è che ci sentiamo tutti un pochino più carichi, più forti, ed è stato il modo più bello di rappresentare tutto il nostro lavoro, quindi il ritratto effettivo era il nostro lavoro, quindi diciamo che ci ha reso un pochino più entusiasti forse anche. Ecco, no, questa è la mia piccola esperienza, cioè quello che io ho la sensazione che ho avuto con loro nel nostro laboratorio. Ecco. Loro sono stati bravissimi sicuramente a mettere a proprio agio ognuno di voi. Io ricordo il video della pecorella, quando hai creato la pecorella, il video lì buttato su Facebook e tutti che commentavano che perché comunque a veder creare qualcosa dalle mani di una persona, oggi che fra le mani abbiamo praticamente solo il cellulare, io la prima, è quasi un'esperienza marziana, quindi non so, c'era uno stupore quasi di bambini, follower che dicevano è bravissima, che è verissimo, però è qualcosa che abbiamo ancora voglia di vedere. Certo, anche perché ha proprio aiutato a tutti noi e di conoscerci meglio naturalmente e appunto capire cosa facciamo con il nostro lavoro, ecco, perché un conto è conoscere l'agriturismo, conoscere il mio laboratorio, tutti gli altri, e un conto è vederlo proprio come si vive una giornata. Esatto. Quindi questa è stata un'opportunità bellissima. Ad esempio, chi conosce la pratica della sughericoltura, io la conoscevo ben poco prima che Alessandro e Gabri facessero un video proprio dell'estrazione. È successo con Andrea Ghiani di Agricura. Durante le riprese del backstage ci hai proprio insegnato, anche se da lontana, allora un po' più da vicino, come si fa. Proprio, poi davanti a quell'albero hai fatto il tuo ritratto con gli strumenti del tuo lavoro. Quindi non solo ci hai educato a questo, ma hai raccontato il tuo territorio, l'hai fatto benissimo, ci hanno detto Alessandro e Gabri. Andrea, Andrea, è incredibile, ci ha spiegato delle robe incredibili. Come dei bambini sono tornati dicendoci questa cosa. E hai descritto una Sardegna oltretutto che ci piace molto. Quanto fa rima con Sardex il tuo lavoro in agricura? Sicuramente tantissimo. Allora, Agricura sin dall'inizio nasce con l'idea di valorizzare le risorse territoriali e quindi di portare avanti, lavoriamo molto sulle biodiversità, quindi far emergere tutte quelle potenzialità che ci sono in Sardegna e che spesso dimentichiamo. Anche il discorso del sughero, ad esempio, effettivamente io riscontro nei sardi una totale non conoscenza del sughero, quando invece culturalmente e anche economicamente è uno dei settori più importanti e più antichi della storia della Sardegna. Quindi penso che sia molto importante farlo venire fuori. Quindi allo stesso modo Sardex ci dà questa possibilità anche come aziende di, in questo caso ad esempio, di crearci una visibilità, di poter raccontare, ma non solo, personalmente vedo Sardex, per me Sardex è stata anche un'altra molto importante occasione, cioè io ho sempre fatto, noi come azienda abbiamo sempre fatto rete, sempre cercato collaborazione, sempre cercato la condivisione, però l'agricoltura è un settore un po' strano, no? Quindi magari si riesce anche a fare collaborazioni, a parlare, faccio parte di diverse reti, da Genuino Clandestino ai comitati per le biodiversità, altre reti, però sempre reti in ambito agricolo. Con Sardex ho avuto la possibilità di sviluppare questa mia propensione al fare rete, potendomi confrontare poi con tutti gli altri settori aziendali e commerciali e economici della Sardegna, da cui poi sono scaturiti anche amicizie, rapporti umani. Questo mi ha dato appunto l'opportunità di valorizzare anche al di fuori di quello che è il nostro mondo i nostri prodotti, le nostre idee, perché poi si tratta anche di idee. Al contempo anche per altri iscritti, per altre aziende che non sono del settore agricolo, io penso ai ristoranti. Conosco tantissimi ristoranti che da quando sono in Sardex hanno cominciato a conoscere delle aziende da cui potersi fornire, quindi poter presentare sui loro tavoli dei prodotti a chilometro zero, poter dare un'immagine del loro locale davvero sardo, quando magari prima si fornivano alla metro, ma non per loro scelta, proprio perché non conoscevano le aziende. Quindi sicuramente la cosa che ci dà di più Sardex è proprio questa, di portarci a conoscerci, a fare rete e condividere le nostre esperienze anche dei settori più disparati e più diversi, una cosa che prima era molto più difficile. Non solo, Sardex è anche un potente filtro, perché comunque chi fa parte di Sardex già ha una certa visione, già
Quindi questo porta ad andare un po' sulla fiducia, a occhi chiusi, a relazionarsi, a confrontarsi con chi fa parte della rete Sardex. C'è Martina qua, un aneddoto. L'anno scorso siamo stati in Russia per un progetto di internazionalizzazione. Casualmente abbiamo scoperto, una volta che eravamo a Mosca, che su 10 aziende che eravamo, mi pare che 6 o 7 eravamo in Sardex. Quando è successo? Questa cosa era da mettere sui social e io non l'ho saputa. Ma per dire che Vedi, appunto... dobbiamo essere più bravi e più attenti. Per dire che appunto c'è una certa selezione all'interno del circuito Sardex, che le aziende più dinamiche, le aziende che in qualche modo vogliono migliorare, vogliono far crescere la Sardegna e il territorio, poi si ritrovano e casualmente su 10, 7 sono nel circuito Sardex. Penso che sia un bel risultato. Questa roba della selezione genetica, dobbiamo stare attenti a dirla in giro, però è interessante perché comunque è in senso positivo. A proposito di genetica, grazie Andrea, perché veramente hai reso quello che è per gran parte il valore di Sardex, e anche Silvia l'ha reso molto bene. Diciamo, abbiamo parlato mi guarda Roberto perché ha capito. Diciamo, di manipolazioni genetiche. Quando mi hanno detto c'è poi Hemp Factory nella campagna, no? E lui è Roberto Pisedu, Hemp Factory, vado a vedere, mi studio un po' l'azienda, ma questo cosa c'ha, la cannabis? Ma io come la dico sta cosa sui social? No, è pericoloso, perché poi sui social le informazioni, insomma, si sa com'è, bisogna gestirle come. Poi, la cannabis attiva, la cannabis attiva, il registro europeo ne prevede la coltivazione. È la prima filiera in Sardegna di cannabis attiva. E così mi ha insegnato una roba nuova. Penso che qualcuno di voi potrebbe l'ha saputo ora come l'ho saputo io qualche mese fa. Non era quindi difficile immaginare dove l'abbiamo realizzato il suo ritratto, secondo voi? Com'è andata? Raccontaci. Diciamo che ci siamo divertiti parecchio, cioè nel senso... la nostra realtà è nata un po' per gioco, quindi immaginate voi, cioè, ovviamente dal punto di vista industriale l'approccio è arrivato dopo rispetto a quello ludico, e quindi anche trovare quel margine di serietà che c'è, però la maggior parte delle volte non esce, era difficile, e mi ha colpito parecchio durante le riprese che poi alla fine hanno manifestato, cioè sono riuscito a vedere una fotografia seria, forse mia per la prima volta, loro sono riusciti nonostante tutto a beccarmi in un momento dove non stavo ridendo, non stavo sudando, non avevo mosche, Gabri era preso a un fico con quell'affare per farmi ombra, ed era una situazione un po' particolare, particolarmente diversa da quella che poi è stato quello che ne è uscito fuori. Poi dal punto di vista mediatico mi ha dato forza e entusiasmo sia di continuare a far parte del gruppo Sardex, e poi soprattutto di sdoganare quello che era un tabù, cioè automaticamente quando fai una campagna di questo tipo diciamo che noi abbiamo sempre avuto il problema di farci vedere serio, professionale agli occhi della gente, perché fate la canapa. Ho studiato, l'ho detto che ho studiato prima di esporti sui social. Diciamo che questa campagna ci ha aiutato parecchio a far percepire quella serietà che comunque dietro tutta la parte giocosa c'è nella nostra azienda. Poi chi non ci conosceva ha avuto la possibilità di conoscerci, e ovviamente quello è un ritorno che ci aspettavamo e speravamo che arrivasse. Però è stato fantastico tutto e vi ringrazio. Grazie Roberto. Location davvero incredibili, qualcuna l'avete vista, e in particolare sicuramente non vi è sfuggita quella dove lavora Angela. La tua azienda ci ha offerto veramente una cornice spettacolare, un luogo davvero scenografico immerso in una Sardegna che è ancora selvaggia. È stato difficile rendere nei post la bellezza della tua giornata lavorativa in quella dei tuoi familiari, perché io ovviamente mi sono documentata su tutte le aziende, come dicevo prima, e quindi ho cercato di capire dal loro sito e dalle loro pagine social come effettivamente si svolgesse. È veramente, ho detto, ma io voglio farlo anch'io. Cioè, facci immergere per un attimo nel tuo agricampeggio. Allora, intanto devo dire che la mia immagine
insomma, di fronte a un campo con delle mucche. Io chiaramente non faccio la levatrice, nel senso che io mi occupo della parte dell'agricampeggio e quindi più che altro vivo all'interno dei locali, per quanto mi piaccia e ami moltissimo stare all'esterno, infatti ogni momento è disponibile. Io faccio un giro tra i miei cani, tra le mucche, tra le capre, faccio finta di fare cose che poi in realtà non faccio, però perché mi piace stare a contatto, appunto, faccio le foto. Chi si occupa realmente degli animali poi sono i miei familiari, quindi mio padre e i miei fratelli. È una grande eredità quella che io ho ricevuto, cioè mi rendo conto della fortuna che abbiamo avuto in famiglia ad avere questi spazi e questi posti che, per quanto lontani dal mondo, comunque, anzi forse proprio perché sono lontani dal mondo, rimangono così incontaminati, paradisiaci quasi. Per arrivare da noi si devono fare dei chilometri rispetto al centro di Santo Lussurgiu. Sono 8 chilometri di strada non esattamente perfetta, però poi diciamo che il paesaggio e l'arrivo un po' ripaga. Il mio lavoro è quello appunto di stare all'interno della cucina, di occuparmi di quello che è i pasti che si somministrano ai nostri ospiti e anche di occuparmi di tutta la situazione appunto intorno all'attività, poi chiaramente un po' all'interno e un po' appunto sui social e sul sito. E il racconto che noi facciamo di noi stessi è quello autentico di quella che è la nostra famiglia, perché è un'attività che è sempre stata familiare, che speriamo, ci teniamo al fatto che rimanga così, che rimanga veramente intima anche nei rapporti anche con gli ospiti, con le persone che ci vengono a trovare, che si sentono appunto in casa, poi quando arrivano a noi si sentono in casa. Noi stiamo all'interno del circuito Sardex da 2 anni, appunto cercando di approfittare di quella che può essere la vetrina Sardex, quindi il fatto di essere inizialmente uno dei pochi ristoranti che era nella provincia di Oristano. In realtà abbiamo spinto poco probabilmente su quelle che erano le nostre potenzialità, perché in effetti noi lavoriamo soprattutto durante il periodo estivo e poi in inverno invece ci dedichiamo più alle produzioni. Però il riscontro l'abbiamo visto e soprattutto in questa campagna ci siamo sentiti un po' anche, cioè un po' gasato, perché intanto siamo entrati come sostituti, come dicevano prima, di alcune persone che hanno rinunciato. Quindi, Però poi insomma la campagna è andata molto bene, per quanto io mi sia un attimino imbarazzata nel vedermi ritratta assieme alle mucche, però poi effettivamente no, è stato apprezzato, anche è stato riconosciuto anche dalla mia stessa comunità e quindi questo fa piacere. Sono molto felice di questo. Non è l'unico posto speciale dove è stato ritratto un iscritto, tutti lo sono stati, il tuo veramente vengo a trovarti, ma l'ho citato diverse volte oggi, quel dirupo dove Alessandro ha ritratto Antonello Palmas, che oggi non è potuto venire, e a rappresentare il San Service abbiamo Massimo Melis. Ecco, questa collina alle porte di Castelsardo, tu forse non c'eri, mi dicevi Massimo, in quel momento. Sicuramente. Però Antonello te l'ha raccontato, sono sicura che Antonello te l'ha raccontata sta cosa. Ma Antonello, più che di Castelsardo, parla in generale di tutta la Sardegna, perché è un amante della Sardegna e quindi circoscrivere la nostra terra semplicemente a quel dirupo forse era un po' troppo riduttivo. Beh sì, in effetti sì, anche considerando che voi vi occupate di energia rinnovabile. Noi ci occupiamo di energie rinnovabili, porto le scuse di Antonello, ha avuto un problema familiare, quindi non è potuto essere qua. Ieri sera mi ha chiamato e mi ha detto: Massimo, ho un problema, devi andare a sostituirmi. Mi interesso appunto di sviluppare San Service nel sud della Sardegna. E mi ha detto: parla di quello che è stata la tua esperienza, perché sono stato uno dei precursori di San Service all'interno del Sardex, o meglio, per noi era una grossa scommessa, perché occupandoci di energie rinnovabili tutto ciò che noi andiamo a proporre ai clienti ovviamente lo andiamo a comprare fuori e quindi non è una nostra manifattura come quella di tutti i nostri, dei miei dirimpettai, se così vogliamo, si passi il termine. Quindi pensare di vendere rinnovabili non era semplice.
Però è stata una scommessa che tra l'altro ci ha dato la possibilità di aprirci a un mercato che fino a quel momento non c'era. Io, da responsabile d'area e consulente, ho avuto tutto il beneficio della campagna social. Perché? Perché innanzitutto, a seguito della campagna social, a noi sono arrivati tutta una serie di manifestazioni di interesse, quindi avevo già uno screening di quello che poteva essere il cliente alla quale mi rivolgevo. E che cosa succedeva? Dire ciao, ho avuto il tuo numero di telefono da Chiara piuttosto che da Valentina, oppure sono un associato Sardex, già mi dava la possibilità di rompere il ghiaccio e quindi non sentirmi quella chiusura che oggi molto spesso, essendo tartassati dai messaggi di chi vende energia o chi vende telefoni, si è portati subito ad appendere la cornetta. Quindi già dire ciao, sono un associato Sardex, ciao, sono Sardex. per Io me, sono Sardex. sì, il mio approccio era quello. Sono all'interno del circuito Sardex da un anno, mi piacerebbe parlare di rinnovabili con te. Non ho avuto una persona che non mi ha dato l'appuntamento e che mi ha detto bene, vieni a trovarmi in azienda. Quindi primo step, che è frutto probabilmente del vostro lavoro, quindi della campagna social. Il resto poi veniva da solo, perché pensare di proporre a qualsiasi altro imprenditore che all'interno del circuito la conversione del Sardex subito con un risparmio energetico, quindi con un risparmio in euro, apriva le porte e lì è stata la nostra fortuna, che però quando abbiamo accettato questa scommessa, per noi è stata anche una dura prova di rimanere all'interno del mercato, perché ci siamo giustamente trovati a dover continuare a comprare materie prime. Quindi ben venga il prossimo step, che è quello di riunirci tutti in una serie di monete regionali, quindi pensare di poter trovare un'azienda che ci venda la materia prima, magari in Piemonte piuttosto che in Veneto, per noi sarà una ulteriore scommessa e un ulteriore vantaggio. Certo, perché in Sardegna siamo bravissimi, ma alcune filiere ovviamente non riusciamo a coprirle. Esatto. Quindi Sardex in Emilia-Romagna, Sardex in Liguria, Sardex nel Lazio. Sì. Significa allargare Esatto. il mercato e diciamo, completare anche le filiere. Quindi, per il resto il messaggio che noi portiamo avanti è quello di quello che Antonello 18 anni fa aveva abbracciato, perché un piemontese gli ha fatto scoprire che il sole scalda l'acqua, vendendogli un impianto di solare termico, quindi per la produzione dell'acqua calda. Lui questa cosa l'ha capita, è stato lungimirante e ha detto caspita, funziona, e da lì è partita l'esperienza nelle energie rinnovabili e tuttora quando vado a visitare i clienti non faccio altro che spiegare che in Sardegna abbiamo un clima che ci consente di avere il doppio delle produzioni rispetto alla Germania o rispetto al Trentino Alto Adige. Ogni volta che vado in Germania alla fiera internazionale delle rinnovabili, noto che tutti i tetti di quelle zone sono pieni di impianti fotovoltaici o di solari termici. Noi che invece abbiamo il doppio andiamo a guardare lo 0, quindi forse è meglio prendere coscienza di questa grossa opportunità che è stata data alla nostra regione, e mi collego alla foto che hanno fatto con il filmato. Quel cielo terso, limpido, dove non c'è una nuvola, per noi rappresenta una grande fonte di benessere e dobbiamo sfruttarlo. Noi facciamo tesoro. Grazie Massimo. Allora, Martina è qui per caso, ce l'ha fuori, abbiamo detto vabbè, entra anche tu, dai. Allora, Martina e Valentina sono diciamo, le proprietarie, gestrici, curatrici, ideatrici della Sapanada di Oschiri. Avete mangiato poco fa le panade, erano le panade studiate, ve lo posso assicurare, da Valentina e da Martina. Valentina è stata ritratta da Alessandro, oggi non ha potuto essere qua e Martina ha detto ma mi sa che vengo io. Però ha partecipato insomma alla campagna Io sono Sardex, ci sei stata ritratta anche tu da Alessandro, hai guidato insomma anche il team Sardex nella visita all'azienda.
proprio come io le seguo spesso perché loro sono veramente bravissimi anche da un punto di vista della comunicazione social, e devo dire che nella comunicazione quotidiana social di Sapanada loro ci mettono proprio spesso la faccia, cioè comunicate il vostro progetto in prima persona. Quanto pensi sia importante il cosiddetto human factor per un'azienda, e per voi è stato ed è un valore aggiunto? Allora, buon pomeriggio a tutti. Come ha detto Valentina, appunto mia sorella non è potuta essere qua, ma vi ringrazio e ci tiene a salutarvi comunque tutti. Allora, per noi è un valore aggiunto ed ha un'importanza comunque fondamentale, perché basti pensare, cioè per esempio mia madre ha iniziato l'attività 30 anni fa credendo fortemente in un prodotto tradizionale e diciamo che è riuscita a mettere in piedi una vera e propria azienda anche con una macchina che riuscisse a garantirci delle capacità produttive per soddisfare il mercato e la richiesta che abbiamo oggi. Quindi per noi è appunto un valore aggiunto e molto importante. Poi il fatto della scelta di metterci sempre la faccia è legato al fatto che sia io che mia sorella, comunque essendo abbastanza giovani, siamo figlie di questa generazione, diciamo un po' social, quindi ci è venuto anche naturale e spontaneo. Quindi diciamo che più o meno è più che altro è legato a questo. E poi un po' il filo, perché vi spiego, devo riportare quello che mi ha detto mia sorella, mi raccomando. Perché lei ha detto, ma perché mi sta chiedendo che ci mettiamo la faccia? Io voglio parlare di altre cose. Perché l'ha detta la comunicazione e al marketing in azienda è Valentina, io mi occupo di tutt'altro, quindi per oggi mi è toccata questa cosa e la facciamo. Comunque ci tengo a ringraziare Sardex per il continuo supporto, anche per averci scelte. Ma loro fanno delle joint venture incredibili, cioè collaborano con aziende iscritte al circuito da sempre, ogni tanto le vediamo abbracciate ad altri iscritti che fanno insieme preparano insieme degli eventi, organizzano, sono veramente, perché sono realmente esperte in marketing, sanno che cosa fanno. Ragazzi, quanti anni hai, Martina? Io 23. Lei ha 23 anni, Valentina? 27, dirigono... No, 28. 28, che pur sempre dirigono un'azienda, quindi insomma i giovani che hanno voglia di fare, che studiano, abbiamo bisogno veramente di giovani, perché io ho 35 anni, abbiamo bisogno di giovani così, perché ormai non... Però è vero, devono essere un esempio per i giovani sardi. Quindi grazie mille Martina. Gli passiamo il microfono perché è l'ultimo, quindi mi sa che ti tocca, Nicola. Allora, io ti faccio quest'hashtag l'abbiamo esplorato, ma dai, qualcosa in più secondo me possiamo dirlo, perché è veramente forte, è veramente forte. Ce l'aveva proposto Alessandro sulla scia di il circuito siamo noi di tanti anni fa, ma io sono Sardex aveva un'espressività ancora più, diciamo, interessante. Cosa ha significato per te vederti ritratto nel tuo ambiente di lavoro con questa scritta, no, in sovraimpressione, io sono Sardex? Beh, l'hashtag aveva sicuramente un carattere forte. Innanzitutto grazie a Sardex per aver pensato a noi per questa campagna. Grazie a Sardex per tutto il resto, perché grazie a Sardex abbiamo realizzato il nostro sogno, che era quello di costruire la nuova sede dello studio in maniera totalmente ecosostenibile. Abbiamo privilegiato per quanto possibile materiali naturali a chilometro zero e all'interno del circuito abbiamo trovato tutto quello di cui avevamo necessità. Perché spesso le perplessità di molti sono quelle che come spendo i miei Sardex, cosa trovo, cosa non trovo, si trova tutto. Quindi abbiamo trovato dal sughero sardo alla lana di pecora a tutti i prodotti naturali a chilometro zero che permettono di fare un'edilizia di nicchia, un'edilizia ecosostenibile e fare delle strutture che non solo sono autonomamente autosufficienti dal punto di vista energetico, ma addirittura producono più energia di quella che necessitano. Io e il mio fantastico staff, parte del quale è qua in sala, ciao. Eccoli, ciao.
crediamo molto nel Sardex, lo consideriamo come un partner eccellente, una marcia in più dello studio dentistico Cocco, e quindi quando abbiamo avuto la proposta di partecipare a questa campagna ci abbiamo pensato 2 volte, anche perché da sempre io ho pensato che ci sia una grossa differenza tra fare una cosa ed essere una cosa. Io non dico mai che faccio il dentista, ma dico sempre che sono dentista. E quindi mi sono trovato pienamente all'interno del titolo di questa campagna, che io sono Sardex. Sì, il loro progetto l'abbiamo anche seguito bene. Che dire, grazie davvero per essere stati qui. Avremmo voluto avere qui anche gli altri 20 iscritti, ma tanti di loro oggi si trovano proprio a lavoro, e ci hanno pregato di inviare ovviamente a tutti un caloroso saluto. Io direi che quando li ho sentiti, no, ma non posso venire perché ho il turno, quindi facciamoglielo un applauso a questi centinaia di lavoratori che spesso hanno i turni nel weekend o lavorano nei giorni appunto di festa. Siamo arrivati alla conclusione di questo panel e vogliamo lasciarvi con un piccolo pensiero. Grazie Federica, che è la nostra collega dell'amministrazione che ci ha aiutato in questo momento. Perché? Perché avete aperto le porte delle vostre aziende, ci avete aiutato a raccontarvi, avete raccontato Sardex attraverso il vostro lavoro. Questi sono i vostri ritratti che vi consegno. Perché e che insomma speriamo e che immaginiamo che da domani, anche da stasera se volete, stiano nelle pareti del vostro ufficio, delle vostre case, insomma per ricordarvi un po' tutto quello che ci avete raccontato oggi. Sono stati confezionati da noi, quindi naturalmente stampati in Sardex. Nicola, è un A3, è uscito benissimo. Io lo apro perché sono curioso. Vai. Dovrete metterli in un peso. Andrea. Grazie. Ok, Valentina. Ovviamente mi sono dimenticato com'è. Bravo Alessandro, grazie. Antonello. Con i vostri insomma sguardi fieri, perché davvero Alessandro è riuscito a catturare un'espressione fiera orgogliosa di essere in Sardex, che appunto questo non è solo un hashtag, perché davvero voi siete Sardex, quindi grazie. Ecco, aspettate, perché qui a cosa avevamo detto? Che facevamo il selfie. Quindi lo facciamo insieme a voi. Ale. Aspetta. Ci siete tutti? Più o meno si vedono? Pronti? Okay. Dai, ci siamo, grazie. In effetti